Marsin Macramé è un brand che è nato nel 2017 circa, abbiamo iniziato ad avere l'idea nel 2017, poi nel 2018 abbiamo iniziato ad aprire lo shop online, a creare dei prodotti che si combinassero bene anche con un po' le tradizioni che sono le tradizioni sarde, quindi l'artigianato come la filigrana. È così che abbiamo avuto l'idea di aprire un negozio fisico, un temporary shop qua ad Alghero, perché tanto il negozio online stava andando anche abbastanza bene, però avevamo bisogno di testare un po' più su larga scala come si sarebbe potuto collocare, diciamo, in questo mercato. E devo dire che siamo molto contente. Il macramè è un'arte di intrecci che deriva dalla tradizione navale. Negli anni 70 circa ha avuto un grosso boom e adesso da qualche anno a questa parte quest'arte di intrecci è tornata a far parte del trend, un trend mondiale che sta poi arrivando anche in Italia. Ho conosciuto i nodi quando ero all'università, quindi sono laureata in disegno tessile. Diciamo che è una cosa che però a me ha sempre appassionato da quando ero piccola. Per me tornare ad Alghero è sempre stata la priorità, diciamo. Essere qui non è più un limite, infatti questo è il momento migliore anche perché la pandemia ci ha insegnato che effettivamente si possono fare tanti lavori lontani dalla sede di lavoro, dagli studi. Appunto riusciamo ad avere contatti con tantissime persone che vivono dall'altra parte del mondo, anche per esempio in Canada, in Australia, in Inghilterra, ma anche in tutto il resto d'Italia. Ci sono due grandi community italiane che sono Macramaniacs e Macramè Nodo sul Nodo e lì si possono prendere spunti, confrontarsi con tante altre artiste, avere una community e sostenersi a vicenda perché anche è bello quello, non la competizione ma insomma la collaborazione.